Sabato 27 novembre, nella splendida cornice di Palazzo della Ragione a Padova, è stato presentato in anteprima il docufilm Land of Wine Star, un viaggio alla ricerca delle stelle del territorio padovano attraverso un cortometraggio diretto da Gianni Canton, dedicato interamente alle eccellenze enologiche del padovano e ai luoghi più affascinanti offerti dal territorio che meritano di essere scoperti. L'evento, organizzato da Venice Promex, agenzia per l'internazionalizzazione del sistema camerale veneto, gode del patrocinio di Regione del Veneto, Provincia, Comune e Camera di Commercio di Padova, in collaborazione con consorzi Tutela Vini e le associazioni di categoria del territorio padovano e veneto. Per il territorio, realizzazioni come queste, questo docufilm che poi noi andremo a promuovere nei diversi canali, è una delle fasi di aiuto nei confronti delle imprese. Una seconda fase però è quella di assistere e affiancare le imprese nei loro processi di internazionalizzazione, che poi è il nostro vero e proprio lavoro, e una terza fase ovviamente è quella del marketing territoriale e portare cioè gli operatori stranieri qui da noi. I nuovi turisti vogliono anche visitare i luoghi di produzione, non è solo sufficiente comprare il prodotto, ed ecco che quindi anche questi itinerari tematici, con la possibilità di visionare, di andare nel nostro territorio per poter entrare nei luoghi di produzione, è sicuramente un elemento di vantaggio competitivo. È una bellissima iniziativa che Venice Promex sta portando avanti e che soprattutto è una prosecuzione del lavoro iniziato da parte della nostra società controllata dalle Camere di Commercio, e che ha come obiettivo quello di raccontare le eccellenze del nostro territorio, soprattutto non soltanto quelle culturali, ma anche quelle legate soprattutto alla produzione vitivinicola, al food, a tutte altre iniziative che fanno parte della ricreazione della possibilità, diciamo, per il cittadino di potersi godere un po' il sistema Padova, inteso soltanto non come città ma inteso come provincia, territorio eccetera, nel migliore dei modi. Un progetto nato nel 2018 con l'obiettivo di promuovere il settore vitivinicolo locale, valorizzare i luoghi da cui nascono queste eccellenze con un grande lavoro di squadra. Infatti l'iniziativa nasce dal collettivo, frutto del lavoro e del contributo di tutti i partner che anche quest'anno hanno deciso di supportare questo evento, dando vita ad un protocollo che valorizza e promuove il settore vitivinicolo locale, mettendo in risalto anche il vivace tessuto produttivo e culturale della città di Padova, fatto di sinergie verso un obiettivo comune. Si fa squadra tra istituzioni, con il Comune, la Camera di Commercio ed anche con le associazioni di categoria e i produttori, perché abbiamo degli ottimi vini nel nostro territorio, sia nei Colli Euganei che nel Conselvano, e dobbiamo promuoverli perché non hanno nulla da temere nella competizione anche con altri vini blasonati importanti. Le persone sono sempre più attente e consapevoli rispetto a quello che mettono in tavola, e quindi noi dobbiamo elevare anche la qualità degli incontri e delle occasioni per approfondire questi temi, perché in questo modo possiamo far conoscere la qualità importante che hanno i prodotti padovani. È un filmato che mette in relazione Padova, la città, i suoi monumenti, la sua ricchezza culturale con la ricchezza agriculturale del suo territorio, e mi sembra un'operazione importantissima.